cavallo è un erbivoro monogastrico. Questo vuol dire che ha uno stomaco molto piccolo, contiene intorno ai 15 litri, e un intestino invece lunghissimo. L'intestino di un cavallo di 500 kg, quindi una taglia media, arriva più o meno a 30 metri. Di conseguenza, se consideriamo il fatto che il cavallo è nato per mangiare intorno a 20 ore al giorno, brucare l'erba, mangiare e digerirla e dormirne intorno alle 4, consideriamo il fatto che l'alimentazione nel cavallo è fondamentale, perché abbiamo un po' stravolto il suo modo di vivere. Lui fa dei pasti razionati, di mangimi, di alimenti completamente diversi rispetto a quello che mangerebbe in natura. Ci sono delle regole fondamentali per garantire una buona alimentazione del cavallo. Il fieno è la base dell'alimentazione di qualsiasi cavallo. Un cavallo mangia attorno al 2,5% del proprio peso vivo, tra concentrati e fieno. Il fieno riveste la gran parte. Un cavallo di taglia media mangia attorno agli 8-10 kg di fieno al giorno. Il fieno deve essere un fieno di ottima qualità, quindi di solito si parla di un primo taglio. Il fieno deve avere delle corrette proporzioni tra cellulosa, proteine e fibra, e soprattutto deve essere indicato per il tipo di cavallo. Oltre alla qualità e alla digeribilità del fieno è importante anche la conservazione. Il fieno deve essere correttamente conservato, non deve essere bagnato, non deve assolutamente presentare muffe e deve presentare pochissima polvere. Questo perché il cavallo è molto sensibile alle muffe e alle polveri e può sviluppare delle allergie e delle coliche. Un consiglio importante: il fieno andrebbe dato almeno 3 volte al giorno, quindi suddiviso in 3 o idealmente anche 4 pasti al giorno, e viene dato sempre prima del mangime. Questo è perché il mangime tende a essere più acido, il fieno più basico, e quindi per un corretto equilibrio del pH dello stomaco e dell'intestino è bene dare prima il fieno almeno mezz'ora rispetto al concentrato.